i bandi a gestione diretta dell'Unione Europea, che sono uno dei punti deboli che noi storicamente abbiamo, potrebbero portare potenzialmente risorse altrettanto importanti di quelle che la Regione gestisce in modo diretto. In genere chi fruisce di queste risorse sono le università, i grandi comuni, eccetera, perché hanno la struttura per digerire programmi che sono complessi. Noi però abbiamo un tessuto economico, industriale che è di piccola e media impresa, talvolta anche di microimpresa, che non è attrezzata per questo tipo di operazioni, e quindi l'ufficio di Bruxelles, ma dovremmo continuare a farlo anche noi qui con i nostri uffici regionali, fa opera di sensibilizzazione con le categorie affinché si abbeverino a questa che è praticamente l'unica risorsa che avremo per i prossimi anni, perché i fondi di bilancio ormai sono ridotti al lumicino e quindi gli unici soldi veri saranno quelli dei programmi comunitari e dei bandi che la Commissione europea emana, bandi ai quali dobbiamo partecipare e dobbiamo cercare di vincere. Ma per partecipare occorre che il piccolo imprenditore lo sappia. Per poterli vincere occorre che il piccolo imprenditore sia assistito. L'ufficio di Bruxelles fa un lavoro straordinario da questo punto di vista, al quale dovremo affiancare probabilmente una specifica azione come Regione.